Non sfumarlo, aspetta. La quarta strofa la fai tu? Guarda che un colpetto di stato. Ma che polmo! Che Sì, benissimo. la fai proprio tu la quarta strofa? Questa qui è una canzone un po' Raimondina. Ma dico appunto, stavo proprio per dire la stessa cosa, dico ma come di prima mattina mi mettete questa roba qua? Ma poi è un divertente. po' cortina, Guarda, l'ho fatto mettere in pausa. L'ho fatto mettere in pausa perché dopo la riprendo, così gli ascoltatori che si divertono a sentire questa canzone perché la conoscono tranquillamente e ampiamente, è chiaro che si sentono in forza. Cioè, ti volevo dirti una frase che mi è venuta in mente di tutte le mie macabre che ho. Una volta allontanati dalla cassa, i defunti non potranno essere più sepolti. Hai capito? È una cosa di vita e di morte nello stesso tempo. Molto allora, care Raimondi, riprendiamo il discorso di prima. Marito e moglie, ma qual è il dovere della moglie? Dimmi, quali sono i doveri della moglie? Molto di più o di meno di quelli di un marito, caro mio. Ecco, e allora, se i due doveri si incontrano, no? Formano un piacere, è chiaro? Due doveri che si incontrano formano un piacere. Dov'è il piacere? Non sempre, comunque, scusa, non sempre. Come non sempre? Non sempre, ci sono dei doveri che non sono tanto, cioè, sono più pesanti, I doveri di tutti e due che sono meno pesanti, no? Perché il marito lavi i piatti, per esempio, o che l'aiuti a pulire i pavimenti, o che l'aiuti a un certo momento a pulire i vetri, o che porti a casa il cibo, che adesso sono cose superate, perché ormai con la parità dei sessi che niente fa. Per esempio, se io e te lavoriamo, portiamo a casa i soldi per poter a un certo momento per la famiglia. Siamo tutti e due procacciatori di soldi, ti capisci? Il dovere fondamentale resta quello del letto, cara mia, quello del letto, cara mia, e lo ripeto. Signor, ma cos'hai stamattina? E sì che non è neanche una bella giornata piena di sole, niente, insomma. Ho un ghiribizzo, dovendo andare a Losanna. Un ghiribizzo, allora che dovevi staccare, no? Cosa stai andando in giro a fare? Torna a casa. Dai, ti aspetto, torna a casa, su. Senti, volevo dire una cosa a tutti i radioascoltatori, prima che me ne dimentichi. Domani mattina, io sono di ritorno perché torno a casa questa sera, domani mattina, alle ore 12, all'ex fornace dei Navigli, adesso non so esattamente, del Naviglio Pavese, all'ex fornace del Naviglio Pavese, ve ricordo bene, no? Io presenterò il mio libro, no? Assieme a te naturalmente ci sarai, per conto di un'organizzazione che fa capo a Israele, quello delle scimmie, no? Del locale delle scimmie. Ebbene, presenterò il mio libro Attenti al gufo e presenterò anche l'altro, è il Liber di Parolage. Quindi domani mattina ingresso libero all'ex fornace di via del Naviglio Pavese e venite tutti, ore 12 puntuali, saremo lì tutti e due in appuntati e saluteremo i Radio Padania che vengono a trovarci, va bene? È certo che ci farebbe molto piacere incontrare qualcuno che ci segue, che così, non so, possa col quale scambiare qualche opinione, qualche cosa, eccetera. Ti diranno, ma mezzogiorno della domenica, vabbè, andate prima a messa, poi venite lì, oppure è chiaro. E poi passare sui Davigli la domenica mattina è fantastico. Tanto, come si dice, la speranza è l'ultima a morire, no? Uno lo dice e poi spera che la gente venga. Ti pare? Sì, certo. È caro, se no cosa sarebbe? L'anima del commercio, la pubblicità, cosa farebbe senza questa cosa qua? Certo, a proposito di pubblicità, volevo farti vedere, parlarti di una pubblicità che ho visto davanti a una fabbrica. C'era scritto fabbrica dinamite, cerca operaio, spostamenti rapidi. Che scemo. Vabbè. E ce n'era un altro carina. Ho visto in un portone con scritto cercasi uomo serio e onesto 2 volte alla settimana, perché le altre volte naturalmente vi andare. Le altre volte non è onesto, ho capito, però poi cos'hai da dire ancora? Dai, sono passato davanti. Sai che viaggio spesso per il centro, no, di Milano, e ieri davanti all'insegna di un notaio c'era scritto notaio cerca giovane avvocato, uomo o donna o suscettibile di diventarlo.
mi fanno impazzire queste cose. Oh signor, che roba. Ma dove le hai scovate tutte quelle robe sulle qua? Sulle offerte di lavoro di un noto giornale, non so dire il nome, seconda mano, c'era scritto: cercasi segretaria specializzata, capace iniziativa, possegga possibilmente 2 lingue. Ma dove sei andato a metterle tutte queste robe qui? Me lo dici o no? No, me ne sono tutte segnate, appuntate, perché sono molto importanti, capito? Capito, ma dove le hai trovate? Dove sei andato a prenderle? Le ho viste passando per strada nei negozi, non so, per esempio tu, ho detto seconda mano, ti piacerebbe una seconda mano? Ti piacerebbe una seconda mano? Ti senti una manina e poi senti la seconda mano clavata. Ah dai ragazzi, è fantastico. È fantastico, dai. Ma ti dico io, questo qua è... signore, è proprio vero che quando si diventa vecchi, si diventa anche un po', ecco, posso dire, un po' pistola, ecco. Sì, un po' pistola. Sai che adesso con la storia delle biciclette che danno a noleggio a Milano ci sono una miriade di ciclisti che vanno in giro e fanno bene, perché ti fa bene anche, ti fa dimagrire il fatto di andare in coda. Ogni volta che ne sorpasso uno mi viene in mente quella famosa frase di Augusto Mazzotti che diceva: se dovete sorpassare un ciclista lasciategli almeno il posto per cadere. E quella almeno lì che questo mi ha sempre fatto molto ridere, perché effettivamente mi viene in mente, ho l'immagine di uno poverino che cammina e improvvisamente cade. Ma Roberto, non mi dai il numero di telefono? Non c'è nessuna anima peregrina che telefona alla Raimondi? Niente, non ci vuole nessuno. La Raimondi non c'è. Allora vediamo se c'è qualche nostro amico ascoltatore che vuole intervenire in diretta. Nel caso lo può fare componendo il numero 02 6620 3529. Lo ripeto per chi ci rimprovera che lo diciamo troppo in fretta: 02 6620 3529. Perfetto. Senti, ma stasera chi è che c'è la finale terzo o quarto posto? Chi c'è? L'Argentina e il Brasile? È non giusto? Lo so. No, chi c'è stasera? Aspetta che chiedo chi è che c'è stasera? Brasile e Olanda, niente, come non detto. Allora, parola torna indietro. Senti, nel frattempo ho trovato i soprannomi delle donne milanesi. No? Per donne si intende coloro che esercitano la libera professione, usando come ufficio il marciapiede. No? Questa cosa l'ho rappresentata quando avevamo ancora il refettorio, te lo ricordi, Raimondi? E quando ho fatto lo spettacolo all'Osteria del Brulet, Grasia dell'Uret, al Filodrammatici, e c'eravamo io, la Cicorella, Angela Cicorella, Mirko Vaiani e Augusto Mazzotti. Tu eri incinta in quel periodo di tempo lì e non eri coraggiosa come no, Federica, non è vero, non mi volevi. Lavoravo ancora a tempo pieno. Te ne leggo alcune. Se divertisse elle veut inclure in un moment che leggi su per come d'estere nazionale e vi dirò dove è il principale. La caga la reginetta, la sugavini con la formetta, la lusca con la sgiacca sgic, la pula freggia e la basamic, la bif, la titta, la sbugiadona, la redegunda, la tegnona, la galusci con la latera, la sbianchina, la murnera, la gelusa e la castegna, la tacaprest, la semperpregna, la burghise, la cumarina, la tetun con la balina, la Curimbel e la Silvana, la Polidura e l'Urtulana, la Beccafig, la Monfrinota, l'Ufelerina, la Pacciarota, la Mesoscena, la Veneziana, la Titamata, la Bibiana, la Mora, la Tencia, la Meassa, la Bonzi, la Calva con la Strassa, la Giacinta, la Gustosa, la Buffetton, la Furiosa, la Milan con la Travolta e poi va avanti ancora la brutta faccia con Lucchetta, la Segetta, la Pisa in aria, la Marnifa, la Ferraria, la Viscusida, la Fiorentina, la Tirolesa, la Gaina, la Muletta, la Novaresa, la piantala lì, basta, è troppo lungo. Piantala lì, è troppo lunga. Come è troppo lunga? Ma tu sei la mania del lungo, ma tu non sai, questa è una roba intellettuale. Ma questa è una roba intellettuale. L'ho scoperto in una targa sul naviglio. Mi ascolti, adesso chiama i nipotini, li saluti
e basta. Io vi saluto. Vabbè, allora adesso ritorniamo con la canzone di prima e sulla canzone Roberto. Ascoltami un attimo Roberto, Roberto regista. Io intanto vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo. No, sei tu che devi parlare con i nipotini, vai. Sei tu che devi parlare con i nipotini. Tu ci sai fare molto con i nipotini. No, dai, salutali tu, parlo sempre io con i nipotini, oggi li parli tu, va bene? Ciao a tutti, vi saluto e vi do appuntamento sabato prossimo. C'è una chiamata in attesa, magari voleva anche parlare con Maria Grazia Raimondi, quindi si può fermare. Allora aspettiamo. Pronto? Ah sì, pronto, buongiorno. Niente, vi voglio salutare, vi voglio ringraziare e pensate che voi siete riusciti a farmi sorridere o sì, fare delle risatine stamattina, siete voi i primi, insomma, perché prima non c'era da ridere, ecco, capito? E quindi vi ringrazio per quello che fate, ecco, grazie. Io ringrazio lei perché queste telefonate ci danno veramente l'entusiasmo di continuare a sentirci ogni sabato. Grazie. È un lavacro, è veramente un lavacro, meraviglioso. Che bello, veramente, sono contentissima. È proprio su queste parole che io vi do l'appuntamento sabato prossimo, vi lascio alla telefonata con i nipotini di Roberto, un bacio a tutti, ciao a tutti, ciao. Vedrai che chiederanno della nonna. Dai Roberto, sentiamo un pezzo di canzone, poi chiamo i nipotini, vai. Ma sei vero? Va bene.
attivi delle donne milanesi. Eravamo rimasti alla Magnifa, la Ferraria, la Desquisida, la Fiorentina, la Tironese, la Gaina, la Muletta, la Novarese, il Turlurù con la Pavese, la Verginella e la Polastra, la Marinetta e la Campastra, la Branciatit con la Marfisa, la Mesa Ciappa con la Barbisa, le Tripé, la Ciurpolina, la Gran Bistop, la Ciaputina, la Scansciona, la Cornovara, la Cavalascia, Mangia Caparra, l'Incorna Venna Pirliri, la Bailas, la Metelchi, la Tiradris, la Pastrignona, la Palabra con la Brugnona, la Sacranon con la Strachetta, la Barberin con la Slufetta, la Tetamole, la Rosina, la Stracras con la Dundina, la Baltrascana, la Pigata, la Storta qui, la Semperviota, se poi fa un passo lungo una spana si incontrava una qualpitana. Ragazzi, questa è enciclopedia, questa qui è enciclopedia, l'enciclopedia dei nomi milanesi delle bagasce, fantastico. Allora siamo arrivati alla fine, c'è Porta Romana, io saluto tutti, non c'è la Raimondi, non posso fare la mia litigata finale, non posso mandarla a quel paese, non posso soprattutto farle arrivare gli strafulmini, fa niente, vai, la prossima settimana accumuliamo tutto. Ciao a tutti. Arriva la volante, non c'è nessuno. Avete ascoltato Giù col morale. Dal 10 al 13 luglio a Bizzolo Predabissi torna